Salve, buon pomeriggio, sono quasi le 4 meno un quarto, non so se sentite, penso che si dovrebbe sentire bene l'audio. Dicevo sono le 15:43, oggi è il 4 settembre 2020, sono sempre Reni J con i miei unboxing. Aspettate un attimo che così riesco a vedere se c'è qualche persona connessa. Allora, ovviamente sono qui a casa e siamo pronti per fare l'unboxing di un pacchettino, eccolo qua, di questo pacchettino, ok? Guardate che anima di pacchettino, tra l'altro pesicchia pure, ok? Dobbiamo vedere cosa contiene. Pacchettino molto pesante, voi sapete come mai io faccio i miei unboxing, li faccio tutti quanti in diretta, mi piace condividere con qualcuno. Ciao Francesco, ciao Congi, grandi. Ho fatto vedere da qualche parte quello che avrebbe potuto contenere, scusate l'errore nei verbi, questa è la bolla di spedizione, non ci interessa, ok? C'è scritto fragile, grosso, oh, scusate ma con le telecamere fragile, comincia a pesare, io comincio a avere una certa età ragazzi, devo lasciare largo ai giovani, largo ai giovani, pesa molto meno una pennetta USB da 1 giga, da 1 tera, che sta roba. Allora, noi sballiamo, ma che c'è? Noi sballiamo, ma sì, ma levamo, tanto, ma sì, noi ci dobbiamo divertire in qualche modo, no? E noi ci divertiamo così, in attesa poi, questa è una diretta molto improvvisata perché ultimamente non c'ho proprio tempo. Questo è un acquisto che io ho fatto durante il mese di agosto. Dicevo, durante il mese di agosto mi è stato spedito ai primi di settembre, è arrivato, già vi ho fatto vedere quell'altro pacco che aspettavo da tanto e mi ha fatto piacere ricevere. Onirica Lab Forever, bellissimi dischi Onirica con gli altri. Non vi voglio rubare il gusto di vedere. Allora, in ballo, come vedete, aspettate che giro un po', mi sentite bene? Sì? Allora, Francesco non te ne andare, se puoi restare un po', devo mettere un po' più così. Allora, e vai, qui c'è un bel po' di polistirolo. Francesco, può servire? Non ti serve? Te lo mando? Non te lo mando? Vabbè, io intanto lo metto qua, poi se ti serve pezzettini di tutta la grandezza, di tutte le grandezze, vabbè. No, ma tu fai le cose professionali, ti sei fatto una stanzetta degna di applauso, veramente bella, lavoro veramente fatto molto molto bene, ci hai tenuto aggiornati tutti quanti dei progressi della tua nuova stanzetta. Non anticipo nient'altro, sto zitto, basta, perché adesso i protagonisti, come avete visto qua, tutto colorato, i fumetti non sono fumetti, anche se pesano uguale. Allora ragazzi, ne facciamo la metà, già sono stanco. Allora, ovviamente avete saputo che sono vinili. Questa è la Hit Parade Latina volume 2, eccoci qua, bellissima compilation di musica latinoamericana, e questa è una limited edition only for DJ. Io purtroppo ho questa telecamera full HD che però non mi mette a fuoco da vicino, più mi avvicino più non mette a fuoco,
comunque c'è scritto limited edition only for DJ, e questa è una compilation, è un LP di Woman Records del 97, Made in Italy, rigorosamente Made in Italy, Made in Italy. Vabbè, e questa è l'Hit Parade Latina, ecco il vinile, Hit Parade Latina volume 2, si riflette pure il PC, ok, Hit Parade Latina. Andiamo avanti, Electromagnetic Firebird. Questa pure è un bellissimo brano, eccoci qua, guardate che belli queste copertine. Queste ovviamente verranno pubblicate su Instagram accanto al mio giradischi con il panno metti il vinile, togli il vinile, che è diventato un hashtag molto, molto usato per trovare le mie immagini. Ce ne sono oltre 100 già pubblicate. Bellissimo pure questo, SIAE Firebird, condizioni praticamente pari al nuovo. Volevo vedere che data era, ma questo faccio prima a vederla su Discogs. Va bene, Electromagnetic Firebird. Andiamo avanti, eccoci qua, Paul Rutherford, I Want Your Love. Eccoci qua, questo è un 12 pollici, cioè un 12 maxi 12 pollici, cioè un maxi 45, non mi veniva il termine, infatti va a 45 giri ed è un 12 pollici. Paul Rutherford, I Want Your Love e Pushed Away. Bellissima anche questa copertina. Voi sapete, a me le copertine piacciono tantissimo dei dischi, quasi quanto le copertine che contengono, quasi quanto i brani che contengono. Oggi sto un po' così. Guardate questo, GNVJ Music Sensation. Ci sono bellissimi brani, poi qualcuno magari lo mettiamo, un paio, perché poi devo andare in pizzeria, c'ho da lavorare. GNVJ Music Sensation. Ok, questo è del 1989, Disco Magic. Disco Magic, David Boyle, Francesca Bruno, Carlo Zanella, produced and mixed, sempre ovviamente Italian. E adesso cominciamo con una musica un po' più strana. Ciao Gino, benvenuto, ciao Massimiliano, ciao a tutti, ciao. Allora, stiamo facendo un unboxing così quasi un po' per ridere, perché adesso vedrete dai prossimi brani, dai prossimi vinili, che cosa contiene questo lotto, chiamiamolo così, che mi sono aggiudicato. Vado col prossimo, quelli vecchietti come me forse se lo ricorderanno. Let's Show! Questo è Gerry Scotti, che ancora sta in televisione, presentatore. Let's Show! Salute! Io di questo c'ho il 45 giri, cioè il 7 pollici, quello piccolino. Ho voluto prendere pure questo perché ci sono delle versioni Acid Show, per esempio, non so se si legge, sì, Acid Show e Show Version, ok? E invece Let's Show Salute è quella standard. Qui era della Five Records, io sono affezionato alla Five Records, La Five Records, hanno fatto i Fivelandia con la Five Records, quindi sono molto affezionato. Sigle dei cartoni animati, questo è il grande Gerry Scotti. Let's Show, salute. Andiamo avanti? Questo, il prossimo è un bellissimo disco, forse può piacere anche a Francesco. Ci sei ancora, Francesco? Guarda, 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 vado. Eiffel 65 hanno remixato Toro Loco di Piero Pelù. Questi sti 5 non so che sono dei numeri che stavano là.
sicuramente non l'ho pagati 5 euro l'uno, perché io lo sapete, i dischi non li pago, i dischi usati, vecchi, che per me usato e vecchio ha lo stesso significato, quindi non li posso pagare, anzi mo mi dovrò dedicare a levarle queste etichette qua. Questo è Eiffel 65, grande, Toro Loco, non è un gioco, grandissimo, grandissimo, Piero Pelù, ovviamente un grande ancora adesso, ma soprattutto negli anni 90 andavano Vasco, Pelù, insomma andavano proprio per la maggiore, cioè, e questi remix in discoteca venivano messi proprio alla grande perché potevano essere cantati, e quindi Eiffel 65 hanno fatto un bel remix di questo brano, ok? E questi sono gli Eiffel 65, hanno remixato Toro Loco. Il prossimo disco è un disco di quelli che piacciono a me in quanto amante delle sigle di tutte le trasmissioni TV, siano essi telefilm, siano essi quiz, siano essi cartoni animati, siano essi qualunque cosa venga fatta in TV, ok? Questa è una limited edition di un disco quasi pirata. Siccome la telecamera non vi fa vedere quello che c'è scritto sopra, ve li leggo io. Allora, qua c'è ovviamente cantata da Elisabetta Viviani, c'è la sigla di Heidi, cantata da Tigerman, c'è l'Uomo Tigre, i grandi Oliver Onions hanno cantato Sandokan, tutto nello stesso disco, vado avanti. Poi ci sta una sigletta così presa dallo Zecchino d'Oro, che è il piccolo coro dell'Antoniano che canta 44 gatti. Poi c'è Bruno Lauzi che canta La tartaruga, da allora in poi. Andiamo avanti, sempre il sesto brano di questo lato, poi ce ne stanno altri dall'altro lato. Oliver Onions, Orzo Way. Per quelli che hanno la mia età, questa è tutta roba un po' anni 70, Andiamo avanti, poi c'è sta Pat Boogie, Speedy Gonzales, Chuck Berry, Roll Over Beethoven e Bill Haley, Rock Around the Clock, ok? E questo è un disco, diciamo questo è un LP, è un LP, perché dico tra virgolette quasi, perché questo non è ufficiale, non è uscito ufficialmente, lo trovate su Discogs, c'è altra gente che ce l'ha e l'ha archiviato su Discogs, però non è uscito in modalità ufficiale, diciamo, è stato uscito, stampato, quello che vi pare. Ovviamente qui non c'è bollino SIAE da nessuna parte, quindi sono come quei dischi che uscivano un po' in sordina, quelle compilation che venivano ristampate a richiesta di parecchi DJ, cioè questi brani si vede che diversi DJ, adesso non mi ricordo neanche l'anno, ma questo negli anni 90 è stato ristampato, quindi hanno richiesto queste sigle, questi brani, e sono stati messi insieme dalle case discografiche dell'epoca, che lavoravano pure un po' sotto banco, chiamiamo così, diciamo così, e stampavano delle compilation che davano ai negozi di dischi. I negozi di dischi o li vendevano o addirittura, tanto all'epoca si stampava e dietro l'industria discografica c'era talmente tanto guadagno, talmente tanto giro di soldi, che si potevano permettere pure di stamparne, che ne so, 7, 8, 900 copie, darle in giro per l'Italia anche gratuitamente, anche per far conoscere, diciamo, la casa discografica, o soltanto per, diciamo così, per omaggio, ok? Andiamo avanti, ma sì, c'è qualche altra cosa qui di molto molto bello. Allora, guardate, Gemelli Diversi, musica, questi sono sempre tutti remix, Gemelli Diversi, musica. Da quest'altro lato c'è il bollino SIAE, eccolo. Scusate, ma io con la speculare non riesco a lavorare bene. Quindi musica, best sound, questo gira a 33 giri, Gemelli Diversi, musica. E questa è una copertina generica nera, su cui è stato applicato, questo è un adesivo, questo è un adesivo, però la copertina è quella originale, perché il bollino SIAE
che c'è attaccato sopra dice proprio Gemelli Diversi Musica. Quindi diciamo che la copertina, poi tra l'altro c'è pure qui l'indirizzo della casa discografica che faceva uscire tutti i dischi, diciamo diversi dischi con questa copertina, e poi veniva attaccato il bollino SIAE sulla copertina, che secondo me era meglio attaccarlo sul disco. Comunque vabbè, l'importante è pagare i diritti per ogni copia, quindi dove veniva attaccata. L'importante è che i diritti sul brano contenuto in questo vinile venivano pagati, e quindi niente, venivano fatti, diciamo, attaccati o sul disco. Alla fine questi bollini non vennero più utilizzati, scusate, questi qua, perché ci furono i timbrini che costavano pure meno in produzione, e quindi veniva messo il timbro direttamente sul centrino del disco, in modo tale da evitare di attaccare dei bollini che poi quelli erano pure, questi sono, non solo sono prismatici, sono anticontraffazione, ma non si possono neanche staccare perché sono tutti ritagliati, e staccando un bollino SIAE da questa copertina diventano tutte striscioline che non è più possibile poi rimettere bene sul disco. Ok, mi sentite bene? Sì, io perché durante i miei unboxing faccio pure un po' di, diciamo, di informazione discografica di quello che so io e di quello che mi ricordo diciamo degli anni, di quando compravo i vinili dentro i negozi. Adesso diciamo che i nuovi spesso io li compro su Amazon, quindi ho trovato anche altri negozietti di dischi e li compro sempre tramite internet. Purtroppo non c'è più tempo di dire, c'ho il cappello di Good Music, ma non c'ho tempo di andarci mai. Ci sono ritornato, mi pare nel 2018, c'è un video che lo ricorda, poi però non c'è stato più modo di ritornarci. Sono tornato un attimo, ma solo perché ero di strada, che ero andato a fare altri lavori, ma non mi sono potuto fermare più di tanto, è stata solo una pausa. Sottotono Amor de mi vida remix, ok? Amor de mi vida remix. Questi sono i Sottotono Amor de mi vida remix. Sono le 4:05, devo tenere sott'occhio, anzi no, sono le 4, no? Le 4 devo tenere sott'occhio l'orologio perché devo andare al lavoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dai, facciamone in altri 6, va. Nicolò Fabi, Capelli remix, Nicolò Fabi. Questa pure ebbe parecchio successo all'epoca, eh. Stiamo parlando del... Perché non ci scrivono gli anni sulle copertine? Vi voglio tanto bene. Vabbè, se non c'è sulla copertina c'è dentro. No, assolutamente sì, c'è 1997, Virgin Records. 1997, Virgin Records, Nicolò Fabi, Capelli remix. Vitamin version, Vitamin instrumental, album version. Poi c'è pure Parlami sempre remix, Parlami sempre strumentale. Ok? Aspettate, mi metto un po' meglio il microfono. Ok, il microfono non si vede ma c'è. Ok? Quello dopo mi viene da ridere. Lo faccio vedere. Mi viene da ridere. Quello dopo ebbe parecchio successo. Parecchio successo e niente, però era un disco un po' strano perché guardate un po' chi riciccia. Erpiotta Super Cafoni, eccolo qua, è la mossa del Giaguaro. La mossa del Giaguaro, ovviamente c'è la versione originale. Poi c'è pure quella solo cantata che può essere buona, la cappella, e poi c'è quella strumentale su cui ci si può mettere qualche altra cosa, però ovviamente non c'è l'extended, c'è la radio version, perché questo uscì proprio così, vedete, queste sono le c'è la strumental, la cappella, e al lato A c'è la radio version. Ovviamente questo girerà sicuramente a 45 giri perché hanno messo 3 minuti su un disco. Allora, qui dentro c'è pure la inner sleeve, incredibile, è la mossa del Giaguaro, bella, capirai, Fruscio Records,
andiamo bene, banana, vabbè, del 2000 comunque ragazzi, qui già entriamo in un percorso che non è il mio, cioè io già nel 96 avevo smesso, però ecco adesso volendo rifare io non farò dirette mixate, ma sicuramente per sentire un po' di musica che ha fatto la storia, io ne sto cercando di rimediare il più possibile perché vorrei metterli da vinile e non da CD. Ok, questa è il P8, è la mossa del Giaguaro. Va bene, super cafoni, andiamo avanti, va. Allora, di questo, guardate che bello, io ho solo 6, la più bella del mondo, Fargetta Remix, la comprai all'epoca. Questa non l'avevo mai vista, quindi si vede che è uscita un po' dopo che io avevo comprato già Se è la più bella del mondo. Infatti questo non c'è il remix di Fargetta, però quel remix di Fargetta l'ho usato tantissimo in discoteca, mamma mia, non mi ricordo. Qui siamo proprio nel 1995, quindi quasi quando io avevo quasi finito di fare il DJ. Se è la più bella del mondo, club version 6.03, remix, chi l'ha remixato questo? Remix by Rot Ura, non è che me lo invento, leggete, Rot Ura, cioè, vedete? E c'è pure il suono c'è, remix version. E questo mi mancava, Zappa DJ. Vabbè, ovviamente io vi ripeto ragazzi, all'epoca solo a Roma bastava aprire Porta Portese e i DJ erano una marea. Io super cafone, cioè ce l'hai Massimiliano? Comunque, ok, quanti siamo ancora qui a vedere? Vediamo un po'. Sì, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Andiamo avanti allora, qualche altro disco, va. Vediamo un po'. Guardate che bello track. Taglia 42, perché in italiano taglia 42 regolare remix. Come vedete sono tutti remix italiani. Sto facendo un po' di collezione di mix e remix di musica italiana. Questa è la full length DD Club Mix 7 minuti e 05 a 118 bpm. Leggete? Si legge? Poi c'è la DD Club Mix 3 minuti e 22 radio edit. Full length invece 7 minuti e 05, altro che l'extended. Questo è ultra extended. E quindi remix. Zack Records, numero di catalogo 202 1997. Ok, eccolo qua, lo giriamo di qua, giriamo di su, giriamo di giù. Ok, e noi continuiamo, non ci fermiamo mai. Allora, questi sono molto famosi, sto cercando anche i loro brani di metterli tutti insieme in formato, diciamo, mix. Siano essi, loro hanno fatto parecchi 10 pollici, hanno fatto i mix pure sui 12 pollici, però ecco, questi sono gli articolo 31 Aria, ok? Sempre articolo 31, sto cercando di trovare, questo è del 98, Best Sound, pubblicavano su un sacco di etichette pure loro. Vabbè, comunque piano piano io sto cercando di prendere anche tutti i mix degli articolo 31 di quell'epoca degli anni 90, J-Ax e DJ Jed, quando lavoravano insieme facevano bellissima musica, devo dire la verità, Vabbè, io direi che ne prendiamo un altro e poi ce ne sentiamo qualcuno, va, che dovrei aver collegato tutto, dovrebbe funzionare, ma non ci metto mai la mano sul fuoco perché con questo PC non vi dico per far funzionare il microfono che ho dovuto fare. Vabbè, allora questo penso sia l'ultimo per oggi. Tullio D'Episcopo, quello che ha fatto Andamento Lento, quello che ha fatto Giastao, che ce l'ho già, e questo è Stop Bajon. Eccoci qua, Tullio D'Episcopo, eccoci con Tullio D'Episcopo, Stop Bajon Club Remix.
eccoci qua, FTM numero di catalogo 31766, 1996, Zig Zag Full Time Records, Arranged Tullio De Piscopo, vocal Tullio De Piscopo, bellissimo, bellissimo pure questo. Ok, poi chi c'è qua? Vabbè, gli altri poi li vediamo con calma, ma ce ne sono ancora parecchi. Ok, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, sì. Va bene, va, fermiamoci qua. I primi 15 l'abbiamo sballati. Sentiamoci un bel remix, quello che vi ho detto, degli Eiffel 65. Ok, Toro Loco, eccolo qua. Ok, dopo aver sentito questo, diciamo, ci salutiamo. Voglio mettere proprio questo sarà un 33, ce lo scrivete col quasi, qua non c'è scritto. Comunque andiamo a fidarci e lasciamo a 33. Non so neanche se funziona, se si sente. Ok, io lascio attivo pure il microfono. Sì, ecco, mi è cascata la copertina. Tutto in diretta, tutto in diretta, tutto in diretta. Allora, sono da pulire, eh? Sì, vedo che i schioppetti arrivano. Ok, levo il microfono, se no c'è il rientro, levo, Hai quel fuoco, hai quel sole, e le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Toro Loco, hai quel fuoco, hai quel sole, e le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Toro Loco è un grande gioco, stai scherzando con il fuoco, in quel gioco e in quel sole c'è già scritto, sei speciale. Calcia la vita e anche più giù, ma farò finta che è tutto ok. Sembrava finita e invece tu mi hai detto alzati che ancora ci sei. Guardami, vedi, sono sempre qui. Io sono il toro e sono il matador. Se non c'è sangue non c'è business, perché chi paga vuole l'anima. Amati per quello che sei, perché se lo fai tu lotti contro il vuoto. Scusa se parco e non pensare che ciò che fai sia esclusivamente un videogioco, sarebbe poco. Toro Loco, hai quel fuoco, hai quel sole, e le parole, come fare, cosa dire, devi solo farti capire. Toro Loco è un grande gioco, stai scherzando con il fuoco, in quel gioco e in quel sole c'è già scritto, sei speciale. Calcia la vita e anche più giù, ma farò finta che è tutto ok. Io ti assicuro che da fare ce n'è per domare la bestia che c'è in me. Finché c'è lotta
E in quel sole c'è già scritto sei speciale. Allora ragazzi, non è rimasto altro che salutarci. Bellissima questo remix di Toro Loco, Piero Pelù degli FL65. Prima di salutarci volevo fare un saluto ad Alessandro Aceto, che vedo che si è collegato tramite Facebook. Vi rinnovo l'invito: se avete un qualsiasi veicolo, avete bisogno di installare un antifurto o quantomeno volete un impianto audio degno di nota, degno di essere definito impianto audio, andate da Dynamic Audio System, cercatelo su Facebook, cercate Alessandro Aceto o cercate Dynamic Audio System, perché per quanto riguarda l'insonorizzazione e gli impianti audio, per quanto riguarda sulle quattro ruote, veramente non ha rivali. Come entrate nel negozio, coppe vinte da tutte le parti, trofei, quindi voglio dire, già entrando uno si rende conto da solo della professionalità, diciamo, che c'è dietro quel tipo di lavoro, quel tipo di attività, e la passione che uno mette, perché come dico sempre, in qualsiasi lavoro quello che distingue da uno che lo fa e lo fa pure bene magari e uno che lo fa benissimo, perfezione, è la passione che uno ci mette in quell'attività. Ecco, Alessandro lo fa veramente con passione. Vi potete tranquillamente fidare a lasciare le chiavi della vostra auto, qualsiasi essa sia. Lui ha lavorato indipendentemente su Ferrari e su Pandini, cioè sulle Smart e sulle Mercedes spettacolari, quindi voglio dire, non c'è assolutamente nessun problema a lasciare le chiavi della vostra vettura a quattro, anche camion, fiorini, qualunque cosa abbia quattro ruote. Secondo me, se gli portate un trattore, vi mette un bello stereo che si sente bene pure su un trattore. L'importante è andare da Dynamic Audio System, ok? Passione audio e niente. Toro Loco, Piero Pelù, tutti gli altri dischi. Prossimo appuntamento in futuro, forse domani mattina in mattinata, che domani è sabato, forse riesco a trovare qualche minuto per fare un'altra diretta e per scartare insieme a voi qualche altro vinile. Attenzione a non starnutire in questo periodo, perché sennò pensano che ci avete il Covid. Come dice Gerry Scotti, let's show! E che lo spettacolo vada avanti, e non lo diceva Gerry Scotti. Un saluto da Roma, un saluto da Renato De Vita, da Reni J. Al prossimo appuntamento, al prossimo unboxing. Ciao a tutti, buon pomeriggio, e ricordate, mi sono scordato, se siete di Roma, se siete di Roma Sud, se siete di Ciampino, di Morena Centroni, eccetera, di tutti questi posti, anche Tor Vergata, riusciamo ad arrivare un po' pure a Cinecittà Est, ricordate la pinza di Pizza Margherita, siamo in via Casala Costinelli. Cercate online sia su Facebook sia tramite Google, Pizza Margherita di Renato e Margherita. Facciamo anche panini di pinza, facciamo la pinza romana, facciamo la pizza tonda normale, siamo anche su Just Eat, cercate Pizza Margherita, l'oasi della pinza. E che dire, lì potete fare la scelta di tutti i fritti artigianali, abbiamo suppliti di tutti i tipi, crocchette di patate, fiori di zucca e quant'altro. Quindi se volete, diciamo, aspettiamo le vostre chiamate. Momentaneamente, causa Covid, siamo chiusi al pubblico per quanto riguarda mangiare in sede, però facciamo sia asporto che domicilio, quindi potete sia ordinare la vostra pizza e venire voi a ritirarla, sia ordinare la pizza e riceverla a casa tramite i nostri fattorini. Siamo anche su Glovo e su Deliveroo, ok? Just Eat, Glovo, Deliveroo, abbiamo il numero WhatsApp e accettiamo telefonate, ok? Numero di telefono 06 79 00 899. Un saluto a tutti da Reni J, alla prossima diretta, grazie.